Buon pomeriggio e ben ritrovati all'edizione meridiana del notiziario di Tele4. Se nessuno comprasse la pallacanestro Trieste, Matjasic potrebbe portare il titolo dove vuole. Se invece la futura società mi dovesse chiamare, sarei disposto a dare una mano. Così l'ex presidente general manager della pallacanestro Trieste, Mario Ghiacci, intervenuto ieri sera al Caffè dello Sport. O il presidente si accontenta di cedere una certa cifra e lasciare, oppure pensi ci sia ancora il rischio di perderlo il titolo sportivo? Ma sai, è un proprietario che dice io l'ho messa in vendita, nessuno la compra, la porto dove voglio. Cioè, potrebbe arrivare, questo è l'estrema ratio di tutto, potremmo arrivare là. Se arriviamo là è un bel problema. Così l'ex presidente general manager della pallacanestro Trieste, Mario Ghiacci, intervistato da Marco Stabile al Caffè dello Sport. L'unica certezza che abbiamo dopo l'ultimo comunicato di Paul Matjasic è che effettivamente la società è in vendita. La squadra è iscritta al campionato e i canali istituzionali con il comune e la regione sono aperti. E il titolo sportivo rimane a Trieste? Di fatto, sottolinea Ghiacci, se nessuno compra, Matjasic può muoversi ovunque. Poi l'ex presidente analizza l'attuale situazione di incertezza. Una prerogativa che aveva la pallacanestro Trieste, che ha avuto per degli anni, era la continuità. Questa parola nessuno ne ha mai parlato. Ho letto che si è speso 15 milioni di dollari o di euro, non so bene, ma siamo lì vicino, dichiarato dalla proprietà, ma cosa rimane? Settore giovanile, prima squadra, i giocatori stanno andando via. È un momento di grande stallo e qui si prende continuamente tempo, si parla di fine dei playoff, ma signori, ma dopo c'è da fare una società, c'è da fare una squadra, una squadra, parlo anche della squadra societaria. C'è da avere una sede della pallacanestro Trieste. In questo momento, del 1° luglio, la sede della pallacanestro Trieste non ha più neanche la sede. Detto ciò, se si dovesse chiudere l'affare Matjasic e una futura società decidesse di chiamarlo per dare una mano, Mario Ghiacci non si tirerebbe indietro. Allora, lo sto dicendo a tutti, perché qualcuno mi ha già chiamato, devo essere non ho dubbi. Allora, io non ho intenzione di prendermi degli incarichi ufficiali come ho avuto in 13 anni, però se devo dare una mano come consulente per fare una squadra, parlo di squadra dentro gli uffici e poi dopo pensare alla squadra che va in campo, perché io la ragiono così, e quindi per l'amor di Dio io non mi volto certamente dall'altra parte, però con le precisazioni del caso, cioè che ci deve essere una coerenza anche nel discorso economico, cioè e chiarezza, perché tanto gli obiettivi vanno dati all'inizio, poi si possono raggiungere o non raggiungere. Ci sono degli esempi che sono molto buoni, vedi Trento per esempio, no? Per fare un esempio, che però ha l'appoggio della regione. Dagli steward privati a presidio del territorio alla limitazione della somministrazione di bevande alcoliche. Allarme risse fra giovani in città, il fenomeno analizzato assieme a Lorenzo Tamaro, segretario regionale del SAP. Il problema è l'alterazione alcolica e l'uso di sostanze stupefacenti, che sicuramente questo non contribuisce, anzi contribuisce in maniera negativa proprio affinché accadono fatti di o danneggiamento o risse oppure appunto episodi di violenza, insomma. Dallo smodato uso di alcol a quello di altre sostanze sono i catalizzatori delle violenze che vedono protagonisti giovani e giovanissimi nei frequenti episodi di rissa in pieno centro cittadino, che in queste settimane hanno messo a dura prova diversi esercenti commerciali, soprattutto nelle zone delle Rive, Piazza Venezia e via del Lazzaretto Vecchio. Non solo calci e pugni. La recente operazione di controlli speciali della Polizia di Stato ha nuovamente portato alla luce l'arsenale dei Maranza, spranghe, bastoni e coltelli, arnesi utilizzati anche in uno degli ultimi episodi di violenza in centro città, come testimoniato dai video circolati attraverso i social e i media. E che credo che vada affrontata in maniera decisa, non solo
con appunto la prevenzione che va fatta assolutamente, ma andrà fatto qualcosa anche ad hoc, a mio avviso, anche a livello normativo. Ci deve essere un'effettiva pena, un effettivo costo, fra virgolette, per chi ha commesso un fatto delittuoso, insomma, cosa che io credo in Italia un po' manchi. Il Comune di Trieste sta studiando nuovi provvedimenti per limitare l'orario di somministrazione di alcolici. Inoltre a breve torneranno gli steward privati, come deciso dopo l'ultimo vertice in prefettura, per vigilare sulle aree calde della movida triestina, da Canale Ponte Rosso a Piazza Venezia. Le forze dell'ordine non possono essere dovunque per i noti problemi. Sappiamo anche però che non sarebbe neanche giusto militarizzare una città. Certo. E quindi io credo che anche gli steward sicuramente possano essere un ulteriore aiuto in quella sicurezza integrata. A Gorizia continua il dibattito sull'armamento alla polizia locale. Il sindacato SAPOL lo vorrebbe in dotazione agli agenti, mentre le altre sigle sono contrarie, così come il sindaco Ziberna. Vediamo. Armare la polizia locale di Gorizia. A chiederlo con insistenza è il sindacato SAPOL, che dopo aver proclamato uno sciopero a tal fine proprio nel giorno del concerto di Cremonini, poi annullato dalla commissione di garanzia per l'eccessiva vicinanza con un'altra protesta, ha annunciato di non volersi arrendere. Ma se dai colleghi di CGIL, CISL e UIL gli agenti SAPOL non trovano sponda alla loro richiesta, dal comune incontrano un vero e proprio muro. Sindaco e assessore competenti si sono infatti già detti fermamente contrari all'introduzione delle pistole per i vigili urbani. Io rispetto tutti i sindaci, tutte le città in cui questa scelta è stata fatta, e perciò il personale, soprattutto in quelle città laddove c'è anche ad esempio un servizio notturno, dove effettivamente ci sono magari casi di aggressioni, dove perciò c'è un reale rischio per l'incolumità di persone che stanno svolgendo un ruolo di servizio per la comunità. Francamente a Gorizia queste condizioni però non sussistono, nel senso che innanzitutto noi non abbiamo servizio notturno, non ci sono casi di aggressione, a mio avviso, e tenga conto che non sono contrario alle armi, estrarre un'arma ed esibire un'arma può rappresentare per taluni anche, nel vero senso della parola, una violenza, e non vorrei mai che per sbaglio, per errore, possa magari un domani partire un colpo. Ecco le ragioni per cui finché sono sindaco io possono fare quanti scioperi vogliono, posso proprio formalizzare, possono stare in sciopero dalla mattina alla sera fino alla fine del mio mandato, finché sono sindaco io, le pistole non le avranno, queste le posso assicurare, questa è un'assicurazione. Doppio incidente ieri sera a Trieste, un'auto si è cappottata autonomamente in via dell'Istria, circa all'altezza del civico 21, nessun ferito grave, per fortuna, qualche danno alle auto nei paraggi. Conducente trasportato in ogni caso a Cattinara per gli accertamenti, ovviamente qualche ripercussione al traffico per permettere a Vigili del Fuoco, operatori del 118 e polizia locale ovviamente di operare al meglio. Un altro incidente, questo intorno alle 20, 21 quarto, invece intorno alle 21 un altro incidente, qui siamo in via Vergerio, angolo via Sette Fontane, a causa di una mancata precedenza, uno scontro tra auto e scooter, mancata precedenza allo scooter, lo scooterista ha avuto la peggio, contusioni multiple, per fortuna non gravi, e un uomo classe 93 è stato portato all'ospedale di Cattinara per le cure del caso. E noi siamo pronti a collegarci con la sala operativa della Polizia Locale, con noi il vice ispettore Lorenzo Catanzaro, che saluto e ringrazio per il collegamento. Vice ispettore, buongiorno, quali novità da questa mattina? Tra l'altro c'era anche la cerimonia dell'alza bandiera in Piazza dell'Unità d'Italia, voi siete stati impegnati? Sì, buongiorno a lei e a tutte le persone che sono in ascolto. Sì, le confermo, anche questa mattina siamo stati impegnati sul posto per l'alzabandiera e c'era lo schieramento ovviamente di tutti i reparti con le rappresentative istituzionali e fra l'altro anche nel pomeriggio, quindi alle 18 avremo la Maina Bandiera solenne con le stesse modalità e poi avremo anche un blocco del temporaneo, diciamo del transito veicolare davanti alla piazza, sempre con nostre pattuglie. Inoltre stamattina, giusto per dire, c'era anche la nostra rappresentativa in alta uniforme che ha partecipato col gonfalone al Sacrario di Puglia.
Per quel che possiamo dire della giornata, a parte questo, giustamente avete ricordato i sinistri di ieri sera e ce n'era poi anche uno in via Cadorna sul quale siamo intervenuti. Al momento stiamo intervenendo anche su un altro sinistro che è avvenuto mezz'oretta fa. Siamo in via Belpoggio con via dell'Università, automoto con ferito, ma insomma sembra senza gravi conseguenze per il motociclista. Nella mattinata abbiamo avuto un po' di interventi di routine, non troppi fortunatamente, con rimozioni e sanzioni varie per il codice della strada. E sì, stamattina tra l'altro, questa è giusta notizia di cronaca, forse ne avete parlato, si è svolta la 46esima edizione della podistica della Napoleonica, che si è svolta principalmente fuori dal transito stradale, per cui non ha avuto bisogno della nostra viabilità per quanto riguarda i nostri interventi. E non avrei altre notizie, l'unica cosa ci ricordiamo per quel che riguarda la Galleria Carsol, ormai ben nota Galleria Carsol, adesso è aperta. Sarà per il ponte, sarà richiusa nuovamente dal giorno 9 giugno fino al 14 e poi ancora altre 3 volte, sperabilmente entro il 2 luglio dovrebbe essere ripristinata stabilmente la viabilità ordinaria nella galleria. Bene, grazie anche per quest'ultimo aggiornamento, Vice Ispettore, e buona festa della Repubblica anche a tutto il corpo della Polizia Locale. Un saluto a tutti, grazie. Grazie anche a voi, buona giornata, saluti. Grazie come sempre alla sala operativa per i collegamenti e gli aggiornamenti, quindi un altro incidente in via Belpoggio in questo momento, con ferito fortunatamente non grave, e poi ha ricordato anche la temporanea riapertura della Galleria Carso, che poi però verrà richiusa. Festa della Repubblica, 80 anni di Repubblica Italiana, mentre stamattina si svolgeva la cerimonia dell'alzabandiera a Trieste, poi celebrazioni ulteriori avverranno, come ricordato poco fa dal Vice Ispettore, anche in Piazza dell'Unità d'Italia questo pomeriggio. Stamattina in contemporanea al Sacrario di Re di Puglia si è svolta la celebrazione con la deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti, con anche presente il Ministro del Turismo. Sentiamo le sue parole allora nel prossimo servizio. Noi dobbiamo pensare che la libertà è come la pace, sono valori, sono beni che vanno preservati, conquistati, non dobbiamo mai dare nulla per scontato. Questo secondo me è l'insegnamento che dobbiamo trasmettere alle giovani generazioni. Senza impegno, responsabilità e sacrificio non può esserci la libertà. È il messaggio lanciato dal Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi questa mattina al Sacrario di Re di Puglia durante le celebrazioni dell'80° anniversario della Repubblica Italiana, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Il Ministro ha sottolineato l'importanza e il valore del Sacrario, dove riposano oltre 100.000 connazionali caduti durante la Prima Guerra Mondiale, definendolo un luogo dell'anima. Durante la cerimonia è stata deposta la corona d'alloro in onore ai caduti. Mi hanno fatto un dono bellissimo nella sua, nel suo dolore, che sono proprio i caduti col mio cognome. Mi hanno regalato un foglio con i caduti col mio cognome, insomma è emozionante stare qua. Poi nell'80°, negli 80 anni della Repubblica, 80 anni del suffragio femminile, per cui quest'anno è carico di valori e sono onorato oggi di essere qui. Alle celebrazioni era presente anche la partigiana Paola Del Din, medaglia d'oro al valor militare. Mi ha detto, adesso non so, mi ha detto guardi, io sono un reperto storico, e ho detto, io le ho stretto la mano e le ho detto che mi dava una grande emozione, perché era veramente come stringere la mano alla storia d'Italia. Mi è parso quello, una storia dolorosa, tragica, ma che noi dobbiamo raccontare alle giovani generazioni, perché è sulle fondamenta delle nostre radici che noi possiamo costruire il nostro futuro. Chiudiamo con lo sport, playoff di pallanuoto, Trieste a caccia della vittoria contro il Posillipo per allungare la serie.
Arriva gara 2 dei quarti di finale playoff. Alla Bruno Bianchi la Pallanuoto Trieste ospita il Posillipo per allungare la serie. Inizio gara domani alle 20, ingresso gratuito per il pubblico. Arbitri dell'incontro Alessandro Severo di Roma e Marco Piano di Genova. Partenopei in vantaggio 1-0 nella serie in virtù del successo casalingo per 11-10 maturato sabato scorso. Il compito per la squadra sponsorizzata Summer & Co. Shipping è delineato: bisogna assolutamente vincere per forzare la bella e continuare a inseguire la qualificazione alla semifinale scudetto. Della compagine guidata da Giuseppe Porzio non c'è più tanto da scoprire dopo 3 confronti diretti stagionali dove il fattore campo è sempre stato determinante. Il match della Scandone ha confermato la pericolosità di Vincenzo Renzuto Iodice dal perimetro e il cinismo dell'esperto Zeno Bertoli in fase offensiva. Attenzione anche all'impatto del centro boa ungherese Norbert Imre Nagy, capace di fare la differenza ai 2 metri. Stiamo lavorando e preparando questa partita, cercando di migliorare alcune situazioni che bisogna migliorare rispetto alla prima partita, quindi siamo pronti. Alcune cose che abbiamo fatto giù bisogna migliorarle, ma non c'è molto da cambiare perché in 2 giorni puoi costruire poco. La cosa che puoi fare è le cose che hai bene in mente, di cercarle di fare bene il meglio possibile, e poi è un discorso anche di mentalità, che giochiamo in casa davanti al nostro pubblico, quindi come abbiamo fatto sempre bene in questo campionato dobbiamo continuare così. Sarà una partita molto simile a quella dell'andata, dove abbiamo perso di un solo gol, ma è stata davvero combattuta. Proveremo in questi 2 giorni che ci rimangono a limare qualcosina, a mettere a posto qualche ingranaggio che non è andato perfettamente. Il pubblico ci è sempre stato vicino e sono sicuro che sarà presente. Giocheremo alle 20 mercoledì, quindi vi prego di venire numerosi. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento con le notizie questa sera al notiziario delle 19:30. Buon pomeriggio. Se la società che subentra mi chiama sono pronto a dare una mano, ma se nessuno compra Matjasic può portare il titolo dove vuole, così l'ex GM della Pallacanestro Trieste Ghiacci al Caffè dello Sport. L'abuso di alcol e sostanze è il grande problema che scatena le risse fra i giovani in città. Bene l'arrivo degli steward, ma servono nuove norme per punire i delitti. L'analisi del sindacato autonomo di polizia. A Gorizia continua il dibattito sull'armamento alla polizia locale. Il sindacato Sapol lo vorrebbe in dotazione agli agenti, mentre le altre sigle sono contrarie, così come il sindaco Ziberna. Senza sacrificio non può esserci libertà. Il messaggio del ministro del turismo Gianmarco Mazzi durante le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana al Sacrario di Re di Puglia. Ultimi allenamenti in vista di gara 2 playoff di pallanuoto. Trieste a caccia della vittoria contro il Posillipo per allungare la serie. Si gioca domani sera alle 20 alla Bruno Bianchi. Buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento con il notiziario di Tele4. Se nessuno comprasse la Pallacanestro Trieste, Matjasic potrebbe portare il titolo dove vuole. Se invece la futura società mi chiamasse, sarei disposto a dare una mano. Così l'ex presidente e general manager della Pallacanestro Trieste, Mario Ghiacci, al Caffè dello Sport. O il presidente si accontenta di cedere una certa cifra e lasciare, oppure pensi ci sia ancora il rischio di perderlo il titolo sportivo? Ma sai, è un proprietario che dice: io l'ho messa in vendita, nessuno la compra, la porto dove voglio. Cioè, potrebbe arrivare, questo è l'estrema ratio di tutto, potremmo arrivare là. Se arriviamo là è un bel problema. Così l'ex presidente general manager della Pallacanestro Trieste, Mario Ghiacci, intervistato da Marco Stabile al Caffè dello Sport. L'unica certezza che abbiamo dopo l'ultimo comunicato di Paul Matjasic è che effettivamente la società è in vendita. La squadra è iscritta al campionato e i canali istituzionali con il comune e la regione sono aperti.
E il titolo sportivo rimane a Trieste? Di fatto, sottolinea Ghiacci, se nessuno compra, Matjasic può muoversi ovunque. Poi l'ex presidente analizza l'attuale situazione di incertezza. Una prerogativa che aveva la Pallacanestro Trieste, che ha avuto per degli anni, era la continuità. Questa parola nessuno ne ha mai parlato. Ho letto che si è speso 15 milioni di dollari o di euro, non so bene, ma siamo lì vicino, dichiarato dalla proprietà. Ma cosa rimane? Settore giovanile, prima squadra, i giocatori stanno andando via. È un momento di grande stallo e qui si prende continuamente tempo, si parla di fine dei playoff, ma signori, ma dopo c'è da fare una società, c'è da fare una squadra, una squadra, parlo anche della squadra societaria, c'è da avere una sede della Pallacanestro Trieste. In questo momento, del 1° di luglio, la sede della Pallacanestro Trieste non ha più neanche la sede. Detto ciò, se si dovesse chiudere l'affare Matjasic e una futura società decidesse di chiamarlo per dare una mano, Mario Ghiacci non si tirerebbe indietro. Allora, lo sto dicendo a tutti, perché qualcuno mi ha già chiamato, devo essere onesto. Non ho dubbi. Allora, io non ho intenzione di prendermi degli incarichi ufficiali come ho avuto in 13 anni, però se devo dare una mano come consulente per fare una squadra, parlo di squadra dentro gli uffici e poi dopo pensare alla squadra che va in campo, perché io la ragiono così, e quindi per l'amor di Dio io non mi volto certamente dall'altra parte, però con le precisazioni del caso, cioè che ci deve essere una coerenza anche nel discorso economico, cioè e chiarezza, perché tanto gli obiettivi vanno dati all'inizio, poi si possono raggiungere o non raggiungere. Ci sono degli esempi che sono molto buoni, vedi Trento per esempio, no? Per fare un esempio, che però ha l'appoggio della regione. Dagli steward privati a presidio del territorio alla limitazione della somministrazione di bevande alcoliche. Allarme risse fra giovani in città, il fenomeno analizzato assieme a Lorenzo Tamaro, segretario regionale del Sindacato Autonomo di Polizia. Il problema è l'alterazione alcolica e l'uso di sostanze stupefacenti, che sicuramente questo non contribuisce, anzi contribuisce in maniera negativa proprio affinché accadono fatti di o danneggiamento o risse oppure appunto episodi di violenza, insomma. Dallo smodato uso di alcol a quello di altre sostanze sono i catalizzatori delle violenze che vedono protagonisti giovani e giovanissimi nei frequenti episodi di rissa in pieno centro cittadino, che in queste settimane hanno messo a dura prova diversi esercenti commerciali, soprattutto nelle zone delle Rive, Piazza Venezia e via del Lazzaretto Vecchio. Non solo calci e pugni. La recente operazione di controlli speciali della Polizia di Stato ha nuovamente portato alla luce l'arsenale dei Maranza, spranghe, bastoni e coltelli, arnesi utilizzati anche in uno degli ultimi episodi di violenza in centro città, come testimoniato dai video circolati attraverso i social e i media. E che credo che vada affrontata in maniera decisa, non solo con appunto la prevenzione, che va fatta assolutamente, ma andrà fatto qualcosa anche ad hoc, a mio avviso, anche a livello normativo. Ci deve essere un'effettiva pena, un effettivo costo, fra virgolette, per chi ha commesso un fatto delittuoso, insomma, cosa che io credo in Italia un po' manchi. Il Comune di Trieste sta studiando nuovi provvedimenti per limitare l'orario di somministrazione di alcolici. Inoltre a breve torneranno gli steward privati, come deciso dopo l'ultimo vertice in prefettura, per vigilare sulle aree calde della movida triestina, da Canale Ponte Rosso a Piazza Venezia. Le forze dell'ordine non possono essere dovunque per i noti problemi. Sappiamo anche però che non sarebbe neanche giusto militarizzare una città. Certo. E quindi io credo che anche gli steward sicuramente possano essere un ulteriore aiuto in quella sicurezza integrata. A Gorizia continua il dibattito sull'armamento alla polizia locale. Il sindacato Sapol lo vorrebbe in dotazione agli agenti, mentre le altre sigle sono contrarie, così come anche il sindaco Rodolfo Ziberna.
Armare la polizia locale di Gorizia. A chiederlo con insistenza è il sindacato Sapol, che dopo aver proclamato uno sciopero a tal fine, proprio nel giorno del concerto di Cremonini, poi annullato dalla Commissione di garanzia per l'eccessiva vicinanza con un'altra protesta, ha annunciato di non volersi arrendere. Ma se dai colleghi di CGIL Cisle Will gli agenti Sapol non trovano sponda alla loro richiesta, dal comune incontrano un vero e proprio muro. Sindaco e assessore competenti si sono infatti già detti fermamente contrari all'introduzione delle pistole per i vigili urbani. Io rispetto tutti i sindaci, tutte le città in cui questa scelta è stata fatta, e perciò il personale, soprattutto in quelle città laddove c'è anche ad esempio un servizio notturno, dove effettivamente ci sono magari casi di aggressioni, dove perciò c'è un reale rischio per l'incolumità di persone che stanno svolgendo un ruolo di servizio per la comunità. Francamente a Gorizia queste condizioni però non sussistono, nel senso che innanzitutto noi non abbiamo servizio notturno, non ci sono casi di aggressione, a mio avviso, e tenga conto che non sono contrario alle armi, estrarre un'arma ed esibire un'arma può rappresentare per taluni anche, nel vero senso della parola, una violenza, e non vorrei mai che per sbaglio, per errore, possa magari un domani partire un colpo. Ecco le ragioni per cui finché sono sindaco io possono fare quanti scioperi vogliono, posso proprio formalizzare, possono stare in sciopero dalla mattina alla sera fino alla fine del mio mandato, finché sono sindaco io, le pistole non le avranno, queste le posso assicurare, questa è un'assicurazione. Cantiere dell'ospedale di Cattinara, scende in campo il partito Azione che chiede di ripartire da zero con un progetto rinnovato, fattibile e partecipato. Azione celebra il 2 giugno la festa della Repubblica ricordando uno dei pilastri su cui è fondata, la tutela della persona, la cura come diritto individuale e collettivo. Cattinara diventa il simbolo non di un fallimento ma di un'opportunità per ripartire, politica e operatori nell'interesse dei cittadini. Cantiere di riqualificazione dell'ospedale di Cattinara. L'unica certezza è che non vi sono certezze né di quando verrà finito il lavoro né di quanto costerà alla fine. E dal contempo però il personale medico, sanitario e i degenti che frequentano Cattinara sono costretti a subire i disservizi inevitabili, le difficoltà inevitabili che un cantiere di ristrutturazione comporta. Di fronte a questi elementi e soprattutto di fronte al fatto che l'impresa che deve eseguire i lavori è in una crisi finanziaria, tanto che il cantiere è fermo da diversi mesi, Azione chiede alla politica cittadina e regionale di sedersi attorno a un tavolo, di rivalutare gli obiettivi dell'intervento di Cattinara da un punto di vista di pratiche scientifiche e mediche contemporanee e non quindi quelle di 20 anni fa sulla base del quale è stato impostato il progetto, sulla base del budget economico effettivamente a disposizione e sulla base di un programma che preveda tempi certi e disagi ridotti, ripeto, per il personale che opera a Cattinara e per i degenti che vi accedono. Due incidenti ieri sera a Trieste. Il primo è avvenuto intorno alle 20:15 in via dell'Istria. Un'auto autonomamente si è cappottata, nessun ferito grave. Alcuni danni alle macchine parcheggiate nelle vicinanze. Il conducente comunque è portato all'ospedale di Cattinara per le cure del caso. Per un po' di tempo chiusa il traffico nel tratto interessato, via dell'Istria, con rallentamenti sul posto polizia locale, i vigili del fuoco e anche il 118. Mentre un altro incidente è avvenuto poco dopo le 21, sempre di ieri, in via Vergerio, angolo Sette Fontane. Un'auto non ha dato la precedenza a uno scooter e lo scooterista è caduto a terra, un uomo del 93, ferito con contusioni multiple. Sul posto sanitario del 118 vigili del fuoco e polizia locale. È stato stabilizzato dai sanitari lo scooterista, che è andato a Cattinara in codice verde, quindi per fortuna nulla di grave. Danni invece, o meglio, ripercussioni importanti invece per il traffico fino in piazza Foraggi. 2 giugno, giornata dedicata ovviamente alla festa della Repubblica, 80 anni di Repubblica Italiana. Iniziate stamattina le celebrazioni al Sacrario di Re di Puglia con la deposizione della corona al monumento ai caduti, in onore ai caduti, e c'era anche il ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Sentiamo. Noi dobbiamo pensare che la libertà è come la pace
e sono valori, sono beni che vanno preservati, conquistati, non dobbiamo mai dare nulla per scontato. Questo secondo me è l'insegnamento che dobbiamo trasmettere alle giovani generazioni. Senza impegno, responsabilità e sacrificio non può esserci la libertà. È il messaggio lanciato dal ministro del turismo Gianmarco Mazzi questa mattina al Sacrario di Re di Puglia durante le celebrazioni dell'80° anniversario della Repubblica Italiana alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Il ministro ha sottolineato l'importanza e il valore del Sacrario, dove riposano oltre 100.000 connazionali caduti durante la Prima Guerra Mondiale, definendolo un luogo dell'anima. Durante la cerimonia è stata deposta la corona d'alloro in onore ai caduti. Mi hanno fatto un dono bellissimo nella sua, nel suo dolore, che sono proprio i caduti col mio cognome. Mi hanno regalato un foglio con i caduti col mio cognome, insomma è emozionante stare qua. Poi nell'80°, negli 80 anni della Repubblica, 80 anni del suffragio femminile, per cui quest'anno è carico di valori e sono onorato oggi di essere qui. Alle celebrazioni era presente anche la partigiana Paola Del Din, medaglia d'oro al valor militare. Mi ha detto, adesso non so, mi ha detto guardi io sono un reperto storico, e ho detto, io le ho stretto la mano e le ho detto che mi dava una grande emozione, perché era veramente come stringere la mano alla storia d'Italia. Mi è parso quello, una storia dolorosa, tragica, ma che noi dobbiamo raccontare alle giovani generazioni, perché è sulle fondamenta delle nostre radici che noi possiamo costruire il nostro futuro. Il 2 giugno a Trieste, gli 80 anni della Repubblica festeggiati in Piazza dell'Unità d'Italia. Questo pomeriggio, vediamo. Dopo la solenne cerimonia dell'alzabandiera di questa mattina, le celebrazioni dell'80° anniversario della Repubblica Italiana in Piazza dell'Unità d'Italia si sono aperte con l'esibizione della musica d'ordinanza della fanfara dell'11° Reggimento Bersaglieri, poi l'afflusso dei gonfaloni delle città di Trieste e Muggia. Il picchetto in armi e le rappresentanze schierate hanno reso gli onori al commissario di governo nella regione e prefetto di Trieste, Giuseppe Petronzi, che ha poi dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Infine la consegna dei diplomi di onorificenza dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana a 13 insigniti e una medaglia d'argento al merito civile. Durante tutta la cerimonia, sul Palazzo della Regione ha fatto bella mostra di sé la grande bandiera tricolore issata dai Vigili del Fuoco. Il pubblico triestino ha assistito alle celebrazioni, così come i tanti turisti presenti che hanno immortalato i vari passaggi del cerimoniale con foto e video. 80 anni di Repubblica, 30 anni da sindaco, interessante, no? Ho detto, sai, essere italiano, ho inaugurato la Fenice, ho inaugurato la Scala, ho inaugurato i giardini del Quirinale, sono stato con i vari presidenti a tutti i concerti, sai, a Roma, momenti indimenticabili. Oggi è una giornata indimenticabile. Poi i Vigili del Fuoco ci hanno regalato anche questa bandiera così bellissima. Complimenti veramente a tutti. Una cerimonia importantissima, non soltanto perché è l'anniversario, una cifra tonda 80 anni, ma una cerimonia sempre sentita in realtà, e in particolar modo in questa piazza, in Piazza Unità d'Italia di Trieste. Ogni anno vediamo quanto ci sia l'affetto dimostrato da parte dei triestini di attaccamento per tutte le nostre istituzioni, e oggi vedere tutte le nostre forze dell'ordine, le nostre forze armate sfilare con tanta gente assiepata dietro le transenne fa ancora più piacere. Playoff di pallanuoto, Trieste a caccia della vittoria contro il Posillipo per allungare la serie, la partita domani alle 20 alla Bruno Bianchi. Arriva gara 2 dei quarti di finale playoff. Alla Bruno Bianchi la pallanuoto Trieste ospita il Posillipo per allungare la serie. Inizio gara domani alle 20, ingresso gratuito per il pubblico. Arbitri dell'incontro Alessandro Severo di Roma e Marco Piano di Genova. Partenopei in vantaggio 1-0 nella serie in virtù del successo casalingo per 11-10 maturato sabato scorso. Il compito per la squadra sponsorizzata Summer & Co. Shipping è delineato: bisogna assolutamente vincere per forzare la bella e continuare a inseguire la qualificazione alla semifinale scudetto.
Della compagine guidata da Giuseppe Porzio non c'è più tanto da scoprire dopo 3 confronti diretti stagionali dove il fattore campo è sempre stato determinante. Il match della Scandone ha confermato la pericolosità di Vincenzo Renzuto Iodice dal perimetro e il cinismo dell'esperto Zeno Bertoli in fase offensiva. Attenzione anche all'impatto del centro boa ungherese Norbert Imre Nagy, capace di fare la differenza ai 2 metri. Stiamo lavorando e preparando questa partita, cercando di migliorare alcune situazioni che bisogna migliorare rispetto alla prima partita, quindi siamo pronti. Alcune cose che abbiamo fatto giù bisogna migliorarle, ma non c'è molto da cambiare perché in 2 giorni puoi costruire poco. La cosa che puoi fare è le cose che hai bene in mente, di cercare di fare bene il meglio possibile, e poi è un discorso anche di mentalità, che giochiamo in casa davanti al nostro pubblico, quindi come abbiamo fatto sempre bene in questo campionato dobbiamo continuare così. Sarà una partita molto simile a quella dell'andata, dove abbiamo perso di un solo gol, ma è stata davvero combattuta. Proveremo in questi 2 giorni che ci rimangono a limare qualcosina, a mettere a posto qualche ingranaggio che non è andato perfettamente. Il pubblico ci è sempre stato vicino e sono sicuro che sarà presente. Giocheremo alle 20 mercoledì, quindi vi prego di venire numerosi. È tutto dal notiziario, vi ricordo l'appuntamento in diretta domani mattina alle 7 con Sveglia Trieste, ovviamente gli ospiti con le vostre mail e le vostre telefonate, poi i notiziari delle 13:20 e delle 19:30 con tutte le notizie raccolte nell'arco della giornata. Grazie per averci seguito, buona serata.